Cosa è emerso di particolare secondo Coldiretti questa mattina? Diciamo una mattinata molto interessante perché abbiamo analizzato i dati della nostra regione del Veneto, paragonati a livello europeo con gli altri stati, e fatto il punto della situazione e anche ragionato per la programmazione futura, elementi fondamentali per far sì di riuscire a trovare la strada, trovare la via per tracciare il futuro dell'agricoltura veneta, ma poi anche può avere anche ricadenze a livello nazionale. E si è visto che è una regione, noi siamo una regione dinamica dove abbiamo parecchi primati, ci sono alcune criticità, però con il lavoro di tutti assieme si può cercare di migliorarle, di sfruttarla e di trovare quelle occasioni principi per riuscire a dar fronte alla situazione che c'è attuale di mercato. Si è parlato anche di PAC post 2020. Coldiretti è preoccupata, come la vede? Diciamo che semplicemente una PAC più snella, meno burocratica, il quantitativo di soldi del budget, di mantenerlo tutto nel suo insieme e che non ci fossero tagli e riuscire a dare quello spinto comunitario sarebbero gli elementi fondamentali. Però abbiamo visto che si è rimandato a dopo le elezioni, quindi una non scelta, e quindi adesso aspetta a vedere cosa succederà, poi c'è il discorso Brexit sì e no, e quindi siamo vigili però anche un po' preoccupati, però alla fine speriamo che il buon senso prevalga.